bene, qualche volta il me bastonano che mi cavalli anche passa bene. Qualche volta il me fa il corno, Non che mi cavalli anche passa bene, qualche volta il me fa il cornino che mi cavalli anche passa bene. qualche volta il me porta a spasso, Non che mi cavalli anche passa bene, qualche volta il me porta a spasso, non che mi cavalli anche passa bene. qualche volta il fa l'amore, Non che mi cavalli anche passa bene, qualche volta il fa l'amore, non che mi cavalli anche passa bene. e il me moro è un bel moro, Non che mi cavalli anche passa bene, e il mio amore è più bello. El Memoro, Mirella. È il professor Lino Segantini e signora Grazia, che io ho visti adesso con la luce, direttore di Ventaglio 90, la più bella rivista semestrale tutta sul Polesine, storia, tradizioni, natura, cultura. Grazie professore. Oh, adesso si è catta sti due amici, 80 anni, come indegna? Benol, dice, ho catana rumena da 30, dice adesso a smaridemo, dice abbiamo fatto questa esperienza e poi pensa alla mattina, alle 8, prima della colazione facciamo l'amore, alle 10 facciamo da nuovo l'amore, prima di mangiare mezzogiorno facciamo l'amore, prima di andare in letto alle 3:30 per il sonnellino facciamo l'amore, così svegliamo rifemo l'amore, prima di cena facciamo l'amore e tutta la notte facciamo l'amore. Mamma mia, dice che vitalità, ma da quanto tempo è che va avanti? Attacco l'uni? A proposito, adesso facciamo un nostro cavallo di battaglia, richiestissima a Radio Sorriso da tutto il Veneto, Lombardia. È una canzone che parla di un strumento che fa girare il mondo. Pensai che a Butrighe la chiamiamo barbaiola, a Paposti la chiama bzabza, a Adria la chiama zisampola, a Porto Tolle gnocca. Vedi, ecco, è il Takasà, io maliziosi, il Takasà capire. A Firenze cicala, a Torino Iolanda. È proprio che strumento che fa girare il mondo. Pensa che al Marcà, una mattina a Rosolina Centro, una signora lageva una gallina, che si bella. Va vicino uno e dice, signora, me la dà per 50 euro? Saccato chi che mette la gallina? La Filomena.
a Filomena. Allora, l'amico Claudio Polello, che vi ricorda che lì è il banchetto con i biglietti della fiera di San Rocco in centro a Rosolina, dal 12 al 16 di agosto l'antica sagra di San Rocco, 12 concerto della Filarmonica Vincenzo Bellini, il 13 Mirko Casadei Pop Popular Folk Orchestra, il 14 lo spettacolo E Buonanotte Sonaduri con i Bontemponi, venerdì 15 Sugar Fabri Zucchero Tribute Band, sabato 16 l'orchestra Renzo Biondi e grandioso spettacolo pirotecnico San Rocco a Rosolina Centro. E adesso la parola alla nostra Loretta, che è una storia che vogliamo farvi sentire di una canzone che avrà oltre 200 anni, raccolta dagli etnografi Paolo Rigoni e la Chiara Crepaldi nel 1986 a Popozzi. La cantava sta canzone una Nina Nanna, una signora di 86 anni che la cantava a sua bisnonna, raccolta dalla voce orale di sta donna, le sta musica e le sta porta in giro come siamo dovuti fare noi altri con i nostri musicisti, chi ha messo la musica per questa canzone che mi ritengo un pilastro della nostra cultura polesana. Lascio la parola a Loretta che poi la canta. Prego Loretta. Era sera d'inverno, es faceva filò. La povera gente di campagna, dopo tante fatiche in ti campi, la scattava in stalla. L'unico posto, un fiammanco freddo cagliera, perché scaldà del fiar le bestie. Così, uomini e donne insieme, e lavorava da nuovo, chi a ramendare, chi a aiutare gli attrezzi di lavoro, scontava novità e storie, si intonavano a qualche canzone, si giocava a carte, se raccontava le foglie ai putei prima della buonanotte. A me ricordo che era menona, che ai più piccinini, che mi voleva indormessarsi, la che cantava sta canzone. Nina, 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 na, nina, 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 na, beve un sunin e contente la mamma, e contente la mamma, il papà ancora, e contente la mamma e il papà ancora, beve un sunin e che le quasi ora, e che le quasi ora di dormire, e che le quasi ora
passemi, paron del paradiso, neanche nave vorrei alloggiare delle belle putele, vorrei alloggiare delle belle putele, le donne marida, delle più belle. Nina, 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 na, nina, 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 na, fede un sunin e con tente la mamma. Nina Nina, la voce solista di Loretta, ninatrice Luciana. E adesso è sabato sera e a Rosolina Mare arriva la posta. Chi è che tocca la posta? Chi che tocca la posta? E fa finta di niente, va. La posta sta signora qua. Una fotografia di me nudo. Una cartolina del nostro gruppo. Dopo abbiamo ancora alcuni calendari, abbiamo i CD, le chiavette USB. Però adesso, prima dell'ultima canzone, perché dopo che i foghi che arriva, un pensiero che ho scritto tanto tempo fa e che resta in tel me cassetto. Dopodiché ho detto ai nostri musicisti, che ha messo la musica. Lo porto ormai insieme ai nostri spettacoli dappertutto perché è un ricordo di mia nonna che stasera in Canareo a Butrighe, vi si allarga un po', e le raccontava che ogni volta che parte una famiglia con una valisa di carton, tutti quanti siga perché è partita una buona famiglia. Adesso a parlaria che interessasse più a nessuno, ma non è proprio così perché è ancora della brava gente, è ancora della gente che deve dare valore ai sentimenti. È stato tutto quello che è successo? Chi lo sa? Però è anche un ritorno. E allora, prima di salutarsi, sto pensiero, prima di andare in netto, musica dei nostri musicisti. Prego. Notte, Cristian, stasera basta. E se Dio vuole, ascatteremo domani. E col saluto antico del filò, la gente instala isdasè la mano. Notte, Cristian, quanto importava in netto brassacolo, comparo de storielle e col segno della croce che me mare l'anfasea con la punta del nisolo. Notte, Cristian, adesso che assegniamo più buoni il salutarsi e alle messo in tel canton a fe infilò con la televisione, che dopo averni matunì la testa de storie ed esente, anche la saluda, ma gli arente non che neanche il can, che il vedaga la man e che il vediga. Notte, Cristian. Grazie, Rosolina. Buona vacanza a tutti. Salutiamo anche gli amici che devo guardarne in diretta televisiva su YouTube, sul nostro canale YouTube, che domani o subito stasera potrai rivedere. Sappiamo che abbiamo anche la maestra Marzia che ci sta guardando da Pinzolo. Ecco, e i nostri spettacoli. Domani sera siamo a Mazzono da Estro di Taglio di Po, giovedì a Rosolina Centro e poi andiamo a finire in settembre, il 21 settembre, alla festa del fagiolo alla Mon Belluno, il 28 a Corbolone di San Stino di Livenza e poi guardate sul nostro sito www.montemponi.it. Alla fisarmonica il maestro Remigio Zambotti, alla chitarra il maestro Sergio Salmi,
i nostri tecnici Nicola Donà, Andrea e Alessio Leccioli e tutti insieme e naturalmente la nostra mascotte Luca, il più giovane del gruppo Mattia. Buona festa a tutti e buonanotte verde! Mi si cavegnaria per farti compagnia, me mama la metria, me mama la metria. Mi si cavegnaria per farti compagnia, me mama la metria, e me papà al volo. Viento, viento mora nel mezzo dei tuoi campi, te danno 5 franchi, te danno 5 franchi. Viento, viento mora nel mezzo dei tuoi campi, te danno 5 franchi, e poi che penso mi. E chi te la cite, di me la godo, e questo è il modo, e questo è il modo. E chi te la cite, di me la godo, e questo è il modo per fartela ciccare. Viento, viento mora sotto la pergola, e dico la chitarra, e dico il mandolino. Viento, viento mora sotto la pergola, e dico la chitarra, e dico il mandolino. Grazie Rosolina Mare! Se volete cartoline, calendari in omaggio, ma abbiamo anche CD, USB, chiamatele come volete. Grazie ancora, alla prossima, ciao!